Allora raga, era da un po' che non facevo questo tipo di storia, perché ormai su Instagram è tutto solo politicamente corretto e bisogna parlare solo delle cose che vanno di moda, ma vi racconto cosa è successo. Allora, questa sera ho fatto un DJ set in un locale che conosco molto bene perché ci ho passato praticamente la mia infanzia quando ero giovane. E niente, stanotte praticamente salgo sul palco, questo è il mio outfit, come potete vedere, che di solito spesse volte mi metto un body con la ciappetta un po' di fuori, la calza non si vede assolutamente niente perché se no non lo farei mai, però per comodità. E questo insomma era il mio outfit. E mi ritrovo in una situazione imbarazzante. Allora, purtroppo mi sento di parlare a nome di tante artiste che si sono trovate nella mia stessa situazione, che vi giuro non mi era mai capitato. Su TikTok sta andando questo trend stupidissimo di prendere il telefonino e andare a un concerto e praticamente tirare dei nomi all'artista. L'ho visto fare proprio su TikTok e questa sera è capitata a me e adesso vi spiego. Ora, chi mi conosce sa che io non le mando a dire, nel senso che mi è uscita l'Elettra di qualche anno fa che prende a pizze le persone, ma io su queste cose, ragazzi, cioè, non esiste, non esiste. Non me ne frega niente di come una donna può essere vestita, cioè, soprattutto perché non mi è mai successo quando io avevo le chiappe di fuori, non può succedere quando io sono vista così. E quindi ho preso il telefono di questo coglione, spero che lo pubblichi perché è veramente uno sfigato. Vabbè, vi metto il video di quello che è successo e poi dopo continuo a parlare. Raga, poi è continuata perché ho fatto qualche pezzo in più, io super a disagio, di solito come sapete ballo, ma ero pietrificata perché sta gente, cioè praticamente aveva la bava, raga la bava, e poi tra l'altro c'erano, giù in fondo, poveracci, c'erano, purtroppo in questi tipi di discoteche ci sono sti fake imprenditori, loser, ma dei loser, raga, che vi giuro, cioè, se voi non ve ne rendete conto, ragazze, non uscite mai con questi sfigati perché fanno i finti ricchi, e non è che mi voglio vantare, ma non mi frega una mizzica, però sono dei loser perché fanno i finti ricchi, poi non vi pagano neanche la cena, cioè, veramente sfigati, ma ragazzi, stay away, veramente, perché con la giacca e cravatta, ragazzi, vi prego, non dategliela, perché sono veramente dei sfigati loser. Sfigati loser. Scemo! 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 Allora, c'era uno di questi sfigati qua davanti. Una parolina che non doveva dire. Se avete le palle, prendete e andate fuori dai coglioni, ok? Scemo, scemo, scemo. Andiamo avanti, pizza, ok? Mettete un po' a disagio, vi giuro. Date calma, nuotate le palle, ok? Bene. Questo è il nuovo singolo, si chiama Caramello. Detto ciò, ragazzi, ovviamente vi sto guardando i DM, quindi sappiate che guarderò le storie. E praticamente ho beccato sto povero, cioè lo guardavo mentre cantavo, quindi non so chi tu sia. E praticamente nel video, mentre io dico scemo scemo, lui fa, ah, ma tiratela di meno, no?
Allora, poverino, era uno con la giacca e cravatta, raga, ma un loser, eri proprio, guardati, adesso per farti sapere quanto sei loser ti dico anche dove eri, praticamente. Io cantavo, così, no, dritta, e praticamente alla mia sinistra c'era un tavolo di loser, ok? Sfigatissimi. E niente, ti voglio solo dire che sei un povero coglione senza palle, ma io non so chi tu sia, ma sei ancora più sfigato di... No, vabbè, più sfigato di quello che faceva il video, no, perché no? Però io non voglio immaginare quanto possa essere triste la tua vita, poverino, che, cioè, non vedrai una figa da una vita perché non ti caga nessuno, perché fai il finto, cioè, il finto riccone. Allora ragazzi, francamente mi sono anche già bella che ha rotto le palle, il mio cane sta dormendo, io voglio andare a letto e domani vado a Ibiza, quindi non me ne frega niente di stare a parlare qui di questi poveri cretini, poverette. Però voglio dire, non può passare questa cosa come normale, adesso tutti sti trend, non siete autorizzati a fare quel cazzo che vi pare, ma proprio zero. Io l'ho visto che è successo già, mi pare che fosse ad Anna, che insomma che si è incazzata durante un suo concerto. Cioè, non può succedere, ma che io sia vestita così, che ripeto, di solito per come canto io sono anche più svestita, non può succedere e vi assicuro che a me non mi è mai successo. Cioè, perché io mi faccio rispettare, non esiste proprio, non esiste proprio. Però questa cosa non può passare normale. E quello sfigato, io adesso gli ho risposto perché se no non me ne fregava niente, non può dire, ah, te la tiri, no, perché è una questione di rispetto, punto. Di solito un po' puerco, no? Ma mi mettete un po' a disagio, vi giuro, cioè...